Mogliano è una piazza difficile, sappiamo benissimo che è una roccaforte del centro-sinistra e quindi per vincere bisogna trovare una giusta coalizione. Per espugnare Mogliano, il centrodestra mette in campo lo squadrone da battaglia pesante. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e una civica. Tutti insieme. Il frutto di riunioni di segretari e coordinatori è un'unità per nulla scontata. Men che meno per Mogliano, dove le divisioni nel centrodestra e nella stessa Lega Nord furono fatali 5 anni fa. Ma la musica è cambiata, assicura Darè. Il vento è decisamente cambiato, è chiaro che quando all'interno di un movimento politico ci sono delle rotture o comunque delle lotte diciamo intestine, queste non fanno bene al movimento, anzi lo distruggono. È chiaro che adesso l'aria è cambiata, abbiamo un Matteo Salvini straordinario che sta dando un traino fortissimo. Insieme per Mogliano, questo è il nome della coalizione che punta tutte le sue carte sul candidato sindaco Davide Bortolato. Ci sarà la mia lista civica che è formata da amici, da imprenditori, professionisti che hanno deciso di darmi una mano, che sono scesi in campo, e poi abbiamo i 3 partiti storici della destra che stanno lavorando in maniera importante. Stiamo assieme costruendo un programma che vuole cambiare Mogliano. Sicurezza e maggiore attenzione all'ambiente, i cardini del programma. Servono più telecamere, serve la firma del protocollo d'intesa sul controllo di vicinato, serve un vero e proprio piano della sicurezza che vada a togliere tutto quel degrado legato alla prostituzione che c'è sul terraglio. 46 anni, architetto, sposato e padre di 2 figli. Bortolato è consigliere uscente di opposizione ed è stato già assessore all'ambiente nella giunta di Giovanni Azzorini, l'ex sindaco oggi spettatore. Io sono a sostegno di Davide Bortolato per continuare il percorso iniziato tanti anni fa